Si fa pesante l'atmosfera attorno ai musulmani nel Veneto. Siamo andati nella moschea di Marghera, dove i fedeli, pur prendendo le distanze dal massacro di Parigi, raccontano che stanno vivendo gli effetti di quanto accaduto in Francia e stanno registrando manifestazioni di intolleranza, soprattutto nei confronti delle donne che indossano il velo. Fino adesso diciamo no, ma nell'aria c'è purtroppo. Perché parlo della donna soprattutto, donna che al fazzoletto è una terrorista. Si respira una brutta aria, insomma. Diciamo sì, e noi cerchiamo di sanare quest'aria. Quando ci siamo recati oggi nella moschea, soltanto Katiba Medelli ha accettato di parlarci e ha ribadito la sua solidarietà nei confronti delle vittime. Sentite l'intervista. Cosa ne pensate di quello che è accaduto in Francia, voi musulmani moderati? Quello che è accaduto in Francia a noi ci dispiace tanto, molto. Siete solidali nei confronti dei morti francesi? È ovvio, un essere umano morto, è ovvio che siamo solidari su questo, a noi ci dispiace molto. Quindi pregate per i morti in Francia? Preghiamo per tutti i morti, non solo i morti della Francia. E cosa ne pensate del nuovo attacco mediatico dell'ISIS? Un fotomontaggio di Piazza San Pietro con una bandiera jihadista. Questo praticamente noi la bandiera dell'ISIS non ci diamo molta importanza, perché anche bruciare una bandiera non risolve il problema. Noi vogliamo risolvere il problema, non bruciare la bandiera, perché bruciare la bandiera vuol dire che siamo con loro. E a Venezia ci sono dei fondamentalisti? Questa è una domanda che non so come rispondere. Noi di fondamentalisti non è che ci teniamo, noi qui abbiamo una moschea a Marghera, veniamo a pregare e è tutto qui.